ci sono molti cittadini di Mestre e di Marghera che mi sottopongono spesso la questione del velo integrale, come anche di altre situazioni. Niqab a scuola, il velo integrale che lascia scoperti solo gli occhi. Il caso scoppiato all'Istituto Tecnico Professionale Sandro Pertini di Monfalcone scavalca i confini regionali e arriva anche in Veneto. Non solo un problema di sicurezza, secondo l'europarlamentare già sindaca di Monfalcone, Anna Maria Cisint, che da anni si batte affinché venga promulgata una legge che vieti l'utilizzo del velo integrale. Necessità ribadita anche dal ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. Abbiamo presentato su questo una proposta di legge che con 4 articoli risolve la questione, perché la legge che oggi è esistente, la 152 appunto, tra le virgole autorizza una possibilità di giustificato motivo. Questa proposta di legge toglie l'alibi, via il salvo giustificato motivo, e introduce il reato della violazione dell'obbligo a indossare il velo integrale. Le 5 ragazze che frequentano l'istituto, purché continuino ad andare a scuola, ogni mattina vengono identificate in una stanza separata dalle altre persone. È un problema del nostro paese che altri paesi in Europa hanno risolto. La Francia, l'Austria, la Danimarca, la Bulgaria, dal 1° gennaio anche la Svizzera. In questi paesi è vietato l'uso del velo integrale, perché non ci può essere integrazione se non c'è la possibilità di guardarsi negli occhi. È un problema generale perché il numero degli islamici presenti in Italia è molto cresciuto. E ovviamente sono stata sindaco di un comune, sono 8 anni che faccio questa battaglia, perché ho visto crescere il numero delle donne completamente coperte e abbassare l'età delle ragazze completamente coperte. La sinistra si accoda alla proposta, evidenziando la necessità di regolamentare l'uso del velo almeno negli istituti, una possibilità per diventare credibili, ribadisce Cisint. Il velo integrale è un gravissimo atto di sottomissione. Il pericolo sta in questo, nel non riconoscimento degli islamici radicalizzati di accettazione dei valori della nostra Costituzione. Se la Costituzione e il nostro sistema giuridico sono importanti perché l'Italia è un paese di diritto, alla Costituzione e alle leggi italiane devono essere sottoposti tutti i cittadini che vivono in questo paese.